Amici bellini, come state? Io sto ancora un po' triste per la sconfitta e per tutto lo strascico poi di polemiche, di veleno che si porta dietro. Però ieri la live che sono riuscito a fare mi ha dato uno spunto importantissimo e poi ho trovato il video incriminato delle parole di Conte pre-partita che, se io avessi visto prima, mi sarei fatto un'idea di quella che poteva essere un approccio che poi viene confermato dalle parole di Spinazzola e di Politano nel post partita. Cominciamo. Adesso ascoltiamo le parole insieme, perché mi sembra, insomma, Politano dice proprio bisogna chiedere scusa, e secondo me è importante, se leghiamo tutto questo alla mentalità di Conte che viene fuori dal suo incontro a Poggioreale, dove parla a cuore aperto anche ai detenuti e cerca di dargli forza utilizzando i suoi esempi calcistici, la sua esperienza. Però viene fuori molta umanità. Noi molto spesso pensiamo che gli allenatori, calciatori devono essere perfetti sempre, devono dare sempre il massimo di quello che ci hanno fatto vedere in potenziale, e la realtà è che non sempre si può fare. Questo vale anche per me, che a volte in live posso anche perdere le staffe e mi dispiace, perché poi chi viene a commentare comunque mi fa l'onore di perdere tempo appresso a me invece di fare altro. Più che altro diventa pesante per me se per esempio Elmas non segna e date la colpa a me come se fossi io Elmas. Là diventa un po' più pesante per me parlare, darvi le mie opinioni a cuore aperto, e il rischio è che poi io mi mantenga sempre sullo 0-0. Vediamo, un buon giocatore. No, invece mi devo anche esporre con le mie idee, perché ve le dovrei nascondere. Vediamo se riesco a farvi lasciare un like a prescindere da quello che è il risultato del Napoli, e poi andremo sul campo domani, perché ancora devo recuperare la partita in se stessa. Però il pre-partita mi è sembrato grave. Ascoltiamo. Il secondo posto è il primo dei perdenti, quindi secondo, terzo, quarto, secondo me non è che cambia chissà cosa, cambia se ti qualifichi in Champions o non ti qualifichi in Champions. Allora, questo discorso del secondo posto, primo dei perdenti, eccetera eccetera, che spesso è anche una di quelle cose che gasa quando poi riesci ad arrivare primo. Il problema per me è il dopo, e quando comunichi secondo, terzo, quarto non cambia niente, perché comunque vai in Champions, e quindi, come a dire, io l'obiettivo l'ho centrato lo stesso, perché questo mi chiede la società non mi chiede di vincere per forza 2 scudetti consecutivi, non è pensabile. Però se questo messaggio è passato nello spogliatoio, tra i giocatori, nei corridoi della società, purtroppo viene meno quel surplus che un allenatore come Conte riesce a dare ai suoi gruppi, che è fondamentale, perché nel calcio sono i dettagli che fanno la differenza. Il dettaglio è quella corsa in più, quel centimetro che riesci a rubare all'avversario. La voglia nemmeno a volte basta, ma è fondamentale, perché tu puoi avere tutta la voglia che vuoi tu. Il Verona, oggi ho visto un pochino la partita col Milan, ce l'aveva la voglia di fare un miracolo, di segnare, però Orban fa per e per, gli arriva quella palla e quella voglia però non basta alle volte. Però se non c'è neanche quella, di sicuro viene fuori a parità di tecnica, perché poi quanto è più forte il Napoli rispetto alla Lazio? Sono tutti giocatori che possono fare grandi cose, o partite normali o brutte partite, tutti. La differenza la fa la continuità, e noi quest'anno onestamente abbiamo avuto solo a tratti. Quindi io questa cosa qua, più che concentrarmi sulle scelte di formazione, su quelle che sono le possibilità, il piano gara che a molti di voi non piace, io lì mi mantengo un pochino più prudente, perché ho visto cose ottime fatte dal Napoli e non me le sono dimenticate, perché le ho dovute analizzare per il canale. Di conseguenza io ricordo quella striscia post Bologna dove vincevamo scontri diretti a ripetizione. Ricordo anche quando abbiamo fatto il primo passaggio al 3-4-2-1, c'erano dei meccanismi che funzionavano anche a livello tattico. Ricordate la palla che va su De Bruyne con il trequartista che va direttamente, che parte insieme al pallone? Ho detto De Bruyne, ma intendevo Højlund, ecco, perché da De Bruyne mi aspetto di più. Quindi abbiamo visto cose veramente anche belle, poi abbiamo visto cose molto brutte, cioè partite dove con portieri esordienti
non siamo riusciti a tirare in porta. E un pochino sicuramente io ho dato anche l'attenuante di una squadra che gioca senza quello, la stanchezza si accumula e quando ti viene meno la brillantezza, la giocata tu la puoi anche pensare ma non ti riesce. Quindi io non mi soffermo tanto su quello, perché me l'hanno fatte vedere delle cose possibili che possono fare, ma se viene meno la spinta del tuo capo che ti porta a buttare il cuore oltre all'ostacolo e a fare quel di più anche per il secondo posto, ti dovevi rendere conto. E la cosa che mi fa piacere è che Conte in conferenza lo dice io ho sottovalutato quello che poteva essere il contraccolpo del pareggio con il Parma. Tutto parte sempre dalla testa. Forse ho sottovalutato un pochettino il fatto della reazione che il pareggio di Parma ha dato un pochettino a tutti quanti noi. Sarei dovuto intervenire in maniera diversa a livello motivazionale, pungolando un pochettino i miei, però oggi eravamo veramente scarichi, con energia zero. Anche se poi la matematica ci lasciava ancora in vita. Quindi quello che io percepisco da questa è conferenza post partita, post sconfitta, quindi è sempre un Conte che sta male fisicamente, e che anche lui è sincero quando dice il secondo posto è il primo dei perdenti. Quindi è come se non gli fosse venuto da dentro il caricare una partita che lo devi fare sempre. È difficile per 38 partite più le coppe, così è difficile stare sempre al massimo, però lo devi fare. E se non lo riesci a fare ti possono venire meno dei giocatori che anche loro, e questo avevamo avuto paura di questo da sempre, cioè se il Napoli si stacca da lì e non lotta più per lo scudetto crolla. È storico di questi ultimi anni. Quindi l'importante è che Conte fa mea culpa. E adesso c'è la consapevolezza che la Champions non è al 100% già conquistata e che si vuole lottare, si vuole tornare a mettere il 110, il 120, il 150% per le prossime partite per conquistarsela la Champions. Non ci dobbiamo andare in Champions perché inciamperanno le altre e non riusciranno a fare 60, le fanno 66 punti. Non si va in Champions con 66 punti. E sono positivo e vi voglio dare un po' di positività, e qua scatta il like. Noi quando commettiamo degli errori, gli errori li commettiamo tutti. Io commetto degli errori a volte anche nella gestione con alcuni calciatori. È inevitabile che io poi dopo ci penso perché, ecco, quando io commetto degli errori ho bisogno di intervenire subito per stare meglio, perché so che ho commesso qualcosa di sbagliato, e già ammettere un errore secondo me è già una redenzione, e provare poi ad essere migliore, perché ripeto, l'errore fa parte della nostra vita, sempre, in tutto e per tutto. È il perseverare che secondo me bisogna evitare. Ora, sul perseverare, immagino molti di voi stai perseverando a non far giocare Alisson, il che è corretto, perché noi non possiamo intervenire e non possiamo sapere cosa succede dietro le quinte a livello mentale, di preparazione della partita. Noi guardiamo solamente il campo, vediamo che abbiamo un giocatore che salta l'uomo, che ha spunto, è normale che lo vogliamo vedere in campo, sono io il primo. Poi io, dopo aver detto a voi la mia formazione preferita, che prevede McTominay a centrocampo, che prevede Alisson, non avendo Neres, non avendo Vergara, almeno un Alisson in campo lo voglio vedere Gutierrez, mi interessa poco se gioca Juan Jesus o se gioca Beukema o se gioca Oliveira, mi interessa poco se gioca Savic o Meret, ma quegli altri che vi ho citato secondo me possono dare qualcosa in più rispetto agli Anghissà di questo momento, rispetto anche allo Spinazzola di questo momento che non mi fa impazzire, e il Politano di questo momento. Ci mettiamo dentro anche De Bruyne, che è ritornato molto bene, ma come sappiamo, regola calcistica sportiva, torni da un infortunio sempre molto bene, poi c'è il down e poi ti ristabilizzi. Quindi a livello di formazione io sono il primo che ha questi desideri. Poi dopo mi metto nei panni di Conte, penso di intuire come lui la può pensare e mi spiego delle scelte per spiegarvele a voi, visto che Conte non ce le può spiegare. Noi abbiamo dei dubbi, Conte non parla, non glielo chiedono, vabbè. Quindi il mio ruolo
che mi sono autodato è: secondo me Conte l'ha pensata per questo. E durante questi 2 anni molto spesso noi avevamo un'idea, Conte ne ha fatto un'altra, il risultato è arrivato e io ho dovuto dire: è meglio che sia lui l'allenatore del Napoli e non io, perché io avrei fatto una cosa diversa e non lo so se il risultato sarebbe arrivato lo stesso. Conte ha un pregresso che non è un cretino, un imbecille vero, è uno che ha vinto nella piazza di Torino, nella piazza dell'Inter, nella piazza del Chelsea, nella piazza del Napoli, avrà un pochino più di credibilità di me e di voi, credo di sì. Quindi sulle scelte io ci metto poco bocca, perché più spesso che no ha avuto ragione lui, ma su quello che è la mentalità che si è sentito anche lui fallimentare nel non riuscire a completare la rimonta, la rincorsa stanca, lo sapete, dovevano inciampare loro, dovevamo non inciampare noi, cosa che io vi ho detto è calcisticamente impossibile, anche se Conte dice la matematica invece non ci condannava, quindi ci credeva, e nel momento in cui ci credeva anche lui, lo spogliatoio avrà accusato che anche lui in quel momento ha mollato, ha dato il 99 invece del 150. Anche a me tante volte è capitato di dire ma che cazzo, quasi mollo, ma chi me l'ha fatto fare? E lì dobbiamo trovare la forza, e la forza ce la deve dare il fatto che dobbiamo sapere che non siamo dei deboli, è un pensiero che viene a tutti, la differenza sta nel modo in cui noi poi rispondiamo a questa difficoltà, se vogliamo veramente oppure ci arrotoliamo le maniche della camicia, eccetera eccetera. Vedete che poi ritorna il discorso dei destini deboli, degli uomini deboli, destini forti, perché per vincere serve quella qualità là, serve quella mentalità là. È venuto meno proprio questo, cioè la reazione al momento umano che viene a tutti. Io penso tutti siamo umani, ci sono dei giorni che magari abbiamo anche un po' i problemi nostri, siamo un po' scazzati. Vedete come poi alla fine lui, questo incontro con i detenuti, è chiaro che cerca anche di dare loro speranza, perché cerca di mostrarsi il più umano possibile, come a dire: se avete dei momenti di down anche voi, che perdete le speranze, non vi preoccupate, capita a tutti, capita anche a me, l'emblema dell'uomo vincente, capitano i giorni no, però ti devi rimboccare le maniche e vedi che poi esce fuori quella mentalità vincente, la disciplina. Secondo me questo è mancato in settimana. Poi ci potrebbero essere anche dei giocatori che sono indipendenti da questo, da essere sempre pungolati, e potrebbero farlo di loro spontanea volontà, però sappiamo anche che non tutti i giocatori hanno questa mentalità. Ad alcuni giocatori va bene il compitino, lo sappiamo, alcuni giocatori non hanno la cultura della sconfitta con sofferenza, che era la prima frase che era uscita da questo incontro di Conte a Poggioreale. Dice: io non li voglio vedere sorridere, e alcuni giocatori se non sorridono comunque sono tranquilli. Quindi io questo a Conte lo contesto, e è l'unica cosa che non voglio sentire. Lo difendi a spada tratta, è indifendibile, stai continuando a difendere l'indifendibile, questo a me non lo potete dire. Io però devo trovare qualcosa di plausibile, di tangibile, che posso contestare. Se mi dite ha sbagliato perché continua a mettere Juan Jesus in difesa e poi gioca Beukema e le cose non cambiano, quella accusa a Conte è un'accusa che non regge. Così come quando questo modulo non può essere, è lo stesso modulo che ha funzionato altre volte, quindi può essere, non è detto che Beukema è bravissimo, però con la difesa a 4 niente di meno, un difensore che non può spostarsi di 2 centimetri, non è possibile. Quindi ci sono cose che io rigetto automaticamente perché ho una mia convinzione che non possono spostare più di tanto. Altre cose invece, nella cura dei dettagli, nella preparazione della partita, secondo me fanno la differenza, e secondo me questo è venuto meno ieri, o meglio nella settimana tipo che porta la partita con la Lazio. Però, come promesso, come sempre, sembra quasi che sai poco. Allora, voglio andare nel campo perché voglio capire questi 8 tiri che non sono entrati in po', 8 tiri ma nessuno importa, che è un dato pesante. Voglio capire se comunque a livello di preparazione della partita abbiamo creato dei presupposti per far male alla Lazio e ci è mancata semplicemente la precisione, oppure se mancava anche tutto il resto e la Lazio ci ha proprio preso, ci ha messo in tasca e non hanno sofferto assolutamente niente. Voglio capire questo perché è la parte più divertente poi del campo,
calcio che mi piace analizzare. Pinazzola ha detto proprio si è spenta la fiammella, quella cosa, e quindi abbiamo fatto una partita orribile. Dopo il Parma e dopo la vittoria dell'Inter dobbiamo conquistare ancora la Champions. Politano dice bisogna chiedere scusa, dalla Champions ancora non ci siamo ancora, quindi io sono positivo per il futuro perché Conte vuole correggere gli errori. Conte ha detto il primo passo è ammettere l'errore. In conferenza post partita ha ammesso l'errore di non aver caricato abbastanza e ha sottovalutato il contraccolpo. Quindi io immagino una settimana dove Conte ci sarà. Adesso bisogna vedere come rispondono i calciatori. Appena venuto in mente il titolo potrebbe essere contestazione. Cosa contesto? Vabbè, mo vediamo. Grazie per l'ascolto, vi abbraccio e vi bacio. Non mollate. Non mollate, qualcuno di voi sta mollando, non mollate. Come Monaco, life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, sorprendi.